Sono contenta, ho una squadra al mio sostegno che mi accompagna ormai da più di un mese, mi sento accompagnata e sostenuta da questi ragazzi, partecipa al mio progetto una parte di esponenti della vecchia amministrazione, consiglieri che hanno uscenti, assessori uscenti che hanno deciso di spendersi ancora una volta per il nostro paese, e poi una gran parte di ragazzi, di giovanissimi che porteranno un contributo secondo me essenziale alla Raffadali del domani, alla Raffadali che vogliamo e di cui sono molto fiera, devo essere sincera. Sono contenta del lavoro che abbiamo fatto fino a qualche minuto fa, quando abbiamo presentato la lista finalmente nelle mani del segretario comunale. Sono stata fuori a studiare, ho studiato a Palermo all'Università Pubblica di Giurisprudenza, poi sono stata anche fuori in Erasmus un anno a completare il percorso di studi, poi ho deciso di ritornare a Raffadali, ho deciso di vivere qui, di crescere qui la mia famiglia, sono mamma di 3 bambini che frequentano le scuole di Raffadali, e ho deciso di rimanere. Questa mia situazione mi ha spinta appunto a candidarmi come sindaco di Raffadali perché credo nella mia Raffadali, sono da più di 25 anni nell'associazionismo, sono qui anche a sostegno di una serie di associazioni italiane, a sostegno della ricerca. Ecco, io sento di essere parte di Raffadali da sempre e adesso voglio spendermi per la gente di Raffadali perché credo fortemente nelle potenzialità del mio paese, sui giovani soprattutto. Uno dei miei primissimi punti del programma infatti è la consulta giovanile. I giovani non sono soltanto il domani di Raffadali, sono la Raffadali di oggi, dobbiamo coinvolgerli e dobbiamo renderli partecipi nelle scelte. Istituiremo da subito la consulta giovanile rivedendo il regolamento che è già esistente a Raffadali e faremo tutto quello che serve, la procedura per iniziare un lavoro e una collaborazione con questi giovani che devono avere il loro spazio. Destineremo anche in bilancio delle somme affinché possano gestire, iniziare a scegliere per loro e per i loro coetanei e quindi dare comunque un'impronta assolutamente giovanile alla nostra amministrazione e a quello che sarà di Raffadali. Allora, ai Raffadali indecisi dico, se avete indecisioni sul mio conto sono a disposizione per qualsiasi discussione, qualsiasi dialogo, sono aperta a tutto, disponibile, presente da sempre, mi troverete ovunque per ora in questo periodo soprattutto, sarò un sindaco, ripetiamo il termine, mi piace, presente e prossimo. La prossimità ai miei concittadini è stata da sempre, diciamo, una delle mie caratteristiche, da oggi in poi sempre di più perché non sarò impegnata nel mio lavoro che mi ha vista appunto in corso negli ultimi anni, sarò esclusivamente per la mia Raffadali, se sarà chiuderò l'aspettativa e mi dedicherò solo alle attività comunali.